Buonasera a tutti, benvenuti per questo terzo dialogo. L'ospite di questa sera è il professor Pillola, ordinario di paleontologia e paleocologia presso l'Università degli Studi di Cagliari, che ci parlerà la Sardegna nel tempo prima del tempo. Come potete cogliere dal programma, i dialoghi sono tutti tra loro collegati, quindi questi primi tre hanno avuto come tema, come filo conduttore, lo avrà anche il quarto, il legame intanto alla Sardegna più antica e poi il permanere dell'antico nella Sardegna moderna e contemporanea. Quindi do la parola al professor Pillola e vi auguro un buon ascolto. Naturalmente al termine della presentazione ci sarà spazio per approfondimenti e eventuali domande. Grazie mille. Buonasera a tutti. Come avete visto sono arrivato un po' trafelato perché ho avuto qualche problema tecnico, di fatica praticamente, quindi ho preso un taxi per essere come minimo in orario. Poi è andato tutto bene dal punto di vista della tecnologia, quindi mi appresto a parlarvi della Sardegna nel tempo geologico, nel tempo profondo. Tanto per iniziare, l'idea che noi adesso abbiamo della Sardegna oggi è quella che conosciamo dai libri di geografia, da come la conosciamo percorrendone le sue terre. Ma questa Sardegna, isola di smeraldo in un mare di zaffiro, guardate bene, non è sempre stata un'isola, tantomeno emersa. Quindi noi leggiamo la sua storia, il suo passato, tramite le rocce che affiorano nella nostra regione, che ci raccontano la storia proprio nel tempo profondo. Quando si parla di tempo profondo, noi siamo ai tempi in archeologia, i tempi recenti, i tempi quelli che noi viviamo. Il tempo profondo è quello che proprio deriva dal fatto che sia così lontano e per noi di Sardegna abbiamo la fortuna di avere della documentazione di organismi viventi vissuti intorno ai 530 milioni di anni fa. Dalle prime forme di vita, come vedete nella prima slide, nella prima immagine al centro, di stromatoliti, che sono delle formazioni batteriche, che forse avete sentito nominare, perché se uno dovesse andare a Marte certamente non si aspetterà di trovare omini verdi, guardate bene. Saranno organismi molto semplici, come nel cratere Jazero, recentemente con quelle bellissime immagini spedite dai satelliti che stanno esplorando e forse campionando, quindi chi avrà la fortuna di studiare questi campioni, perché è un onore, oltre ad essere un grande impegno scientifico, troverà organismi del tipo questi che vedete, vi illustro adesso con il dito qui, ecco, delle concrezioni, formate magari in un lago. Si tratta di batteri che hanno mantenuto nel loro tessuto, diciamo, dei cristalli di calcite, dei detriti, e queste strutture ci arrivano come fossili. Queste rocce, affioranti in Sardegna, ci parlano anche di tutti gli sconvolgimenti che l'isola o parti di essa, parti che la costituiscono, hanno subito attraverso i tempi geologici. Adesso, come immagine in basso a sinistra, vedete un taglio di una cava di Guspini, proprio nel centro abitato, con delle rocce che il nome sicuramente vi sarà familiare, i basalti, che sono abbastanza recenti geologicamente parlando, legati proprio all'apertura del Mediterraneo. Una volta che la Sardegna si è fermata nella posizione attuale, e con l'apertura del Tirreno, scusate, c'è stata la fuoriuscita di questi magmi abbastanza profondi di natura basaltica. Durante questa presentazione, che io avevo calcolato intorno ai 45-50 minuti, come mi è stato suggerito dalla professoressa Mongiu, affronteremo questi argomenti. Prima di tutto un inquadramento per il non addetti ai lavori, ma molto molto rapido, diciamo una decina di slide, su quali sono gli strumenti che si utilizzano per proporre le ricostruzioni paleoambientali e come si ottengono le carte paleogeografiche.
Poi, nella seconda parte, affronteremo soprattutto una sorta di carrellata che riguarda i momenti chiave della storia geologica della Sardegna, in particolare quelle per cui si hanno molti dati a disposizione e pertanto si possono proporre degli schemi paleogeografici oppure delle ricostruzioni paleoambientali attendibili. A fianco vedete un'immagine di una carta un po' anomala, per tutti i giorni non è che uno si veda una carta geologica davanti a sé. Guardate la quantità di colori. Questo è indice proprio della grande varietà di rocce presenti e soprattutto distribuite proprio in quest'arco di tempo così lungo, di 530 milioni di anni fino ad oggi. Passiamo quindi a qualche concetto base per, diciamo, immergerci un po' nella tematica della paleogeografia e dei paleoambienti. Lo studio dello stile di vita, per esempio, degli organismi e le condizioni in cui questi sono stati fossilizzati, vi ricordo che soltanto una quantità infima di organismi hanno lasciato tracce della loro esistenza, gli altri sono completamente distrutti, associati chiaramente allo studio delle rocce sedimentarie che le contengono, consentono la ricostruzione proprio degli paleoambienti e quindi ambienti del passato. Nell'immagine vedete una classica scogliera corallina, intorno a un atollo, oppure una barriera fronte alle coste, tipo la barriera australiana, un dettaglio della barriera stessa, e poi a fianco un'immagine di come si presentano poi linee fossili. È ovvio che è molto intuitivo, capite bene, che fare il parallelo fra una struttura dominata da coralli che hanno esigenze di temperatura, pressione, profondità, eccetera, è chiaro che il passo è breve, dire se questi sono esistiti e hanno le stesse caratteristiche morfofunzionali, probabilmente sono vissuti nella stessa fascia climatica. Quindi se io trovo anche in Groenlandia scogliere coralline fossili, devo pormi il problema, dice probabilmente la Groenlandia non è stata sempre in climi freddi tipo circumpolari e polari, ok? Oppure le piante. Se adesso io guardo lo schema, questo piccolo diagramma che c'è sulla destra, vedo benissimo che in funzione della temperatura e delle precipitazioni medie annue noi abbiamo i diversi tipi di foresta. È chiaro che la foresta tropicale avrà, che so, temperature sempre vicine ai 30 gradi, praticamente, con precipitazioni molto elevate, da 200 a 406 centimetri di pioggia all'anno. Ecco. Anche in questo caso, se io trovo delle foreste fossilizzate, e ce ne sono tante, in base alla composizione e alla somiglianza con quello che conosciamo attualmente, non ho nessuna difficoltà a dire guardate che questa è una foresta di tipo tropicale, quindi erano a cavallo dell'equatore. Okay? Questo approccio, che vale anche non solo per gli organismi, ma anche su dei processi fisici che interessano la Terra, dalle frane alla gravità, alle faglie, eccetera, quindi viste nel passato, si chiama uniformismo. In particolare per gli organismi si parla di uniformismo tassonomico. Per esempio in paleocologia si presuppone che se uno stesso organismo, che attualmente conosco bene la distribuzione, tipo questo Donax trunculus, quelli che pescano di fronte a Grado, di fronte a Venezia, praticamente per fare le vongole, insomma per fare gli spaghetti alle vongole, se io trovo un organismo che ha le stesse caratteristiche morfofunzionali, è chiaro che devo presupporre che sono organismi che sono vissuti dove? In genere, per esempio Donax dell'Eocene, in sedimenti sabbiosi a pochi metri di profondità dalla costa. Okay? Quindi questo processo io lo applico ogni volta che è possibile per quanto riguarda gli organismi, ma anche per le strutture sedimentarie. In questo caso ne presento solo una molto semplice che tutti conoscete, avete riconosciuto qui alla vostra sinistra, una spiaggia molto nota ai Cagliaritani ovviamente, e tutti avrete camminato probabilmente e avete visto queste ondine che sono provocate dal moto ondoso, possono essere di trazione, di oscillazione, e guardate che ne troviamo analoghe anche in campagna, risalenti proprio a 520-530 milioni di anni fa. La foto al centro, per esempio, è un taglio stradale lungo che finisce per Dajus a Carbonia, e effettivamente è un'immagine di un fondo marino, diversi strati, ogni strato è un momento di quel fondale marino. Qui al centro vedete questi che vengono chiamati ripple marks,
e poi impronte di disseccamento. Vuol dire che quest'area ogni tanto emergeva e si formavano quelle crepe, come nel fango avete visto anche nella semplice pozzanghera. Nella foto invece a destra vedete la spiaggia di Portopaglia, nel comune di Gonnesa, e diversi strati cementati che sono antichi, hanno un'età che dovrebbe aggirarsi intorno ai 230.000 anni. Ci sono degli strati in cui si vedono molto bene proprio queste impronte di questa corrente, né più né meno di quello che magari uno dopo 10 metri va nella spiaggia sabbiosa attuale e vede esattamente le stesse cose. Okay? Altri strumenti che si utilizzano sia per ricostruire le carte paleogeografiche, soprattutto per le carte paleogeografiche, è risalire al paleomagnetismo. Sapete benissimo che la polarità nord e sud cambia abbastanza regolarmente, certo con una velocità che non ha niente a che vedere con la nostra durata di vita, ovviamente non è che viviamo in diretta il cambiamento della polarità terrestre, come pure l'inclinazione del campo magnetico a diverse latitudini, che so, al polo nord l'ago della bussola scenderà quasi in verticale, mentre invece l'equatore è perfettamente parallelo alla superficie. Questi dati misurati di paleomagnetismo in tutto il mondo da tantissimo tempo permettono proprio di vedere ciascuna zona come era posizionata rispetto al polo magnetico nel passato. Chiaramente bisogna conoscere bene l'età degli strati e delle rocce che stiamo misurando, ovviamente. Proprio questi giorni scorsi sul web sta circolando la Terra si è ribaltata, non so se l'avete visto, no? Chiaramente c'è un po' lo zampino del giornalista che vuol fare effetto. Cioè non è la prima volta che il polo magnetico non coincide col polo geografico, col nord geografico, e non solo, varia nella posizione, però pare che tutto questo grande risultato, questo rumore, pare che sia soltanto di 12 gradi e l'hanno già preso per un ribaltamento. Il ribaltamento, pensavo che la Terra fosse scossa tipo cocktail e che tutto fosse sceso, invece non è proprio così. Nelle immagini sono degli studiosi che hanno campionato questa successione nell'Appennino centrale, in Italia, e hanno misurato proprio il paleomagnetismo grazie al fatto che alcuni minerali si orientano rispetto al campo magnetico, in particolare la magnetite, che è un minerale di ferro. Altri dati che vengono presi in considerazione sono delle similitudini in generale, tipo appartenere alla stessa catena montuosa. Ecco, io non avrò difficoltà a confrontare come tempismo ciò che succede nelle Alpi Carniche rispetto a quello che è successo nel Cozi e Giulia, perché sono a fianco, quindi hanno subito più o meno la stessa storia. Okay? Quindi l'immagine, vedete, è una carta paleogeografica relativa al post-carbonifero, dopo l'orogenesi ercinica o varisica detta, intorno ai 350 milioni di anni. Effettivamente difficilmente qualcuno riuscirebbe a riconoscere quali sono i confini attuali delle nazioni, e infatti per questo spesso o si utilizzano nomi di province o sigle per favorire il lettore, ovviamente, altrimenti uno si perde, però qualche volta si mettono anche i contorni delle geografie attuali. Molte volte ci sono carte risalenti al Cambriano, c'è la figurina che riporta anche lo stivale della penisola italiana, quando l'Italia non esisteva ancora, cioè le rocce che formano l'Appennino non erano ancora state create praticamente, ma è solo per aiutare. In tutto questo vedete in giallo per esempio una catena molto antica, la catena degli Allegani, mentre invece in rosso sono le aree di questa porzione della Terra che sono state interessate dall'orogenesi ercinica intorno, come vi ho detto, a 350 milioni di anni fa. Se volete, adesso invece con la didascalia appropriata, potete anche indovinare dove si trovava la Sardegna, quasi sull'equatore. Ancora sui giornali questi giorni scorsi è apparsa una notizia che sembravano di quelle cose strabilianti, il ritrovamento di una pianta, di una palma, dice la Sardegna era vicino al Texas. Vabbè, cosa vuol dire? Cioè, lo sappiamo da tanto tempo che la Sardegna, a partire dal Carbonifero, faceva parte della provincia euroamericana, non per niente vedremo un esempio del Carbonifero della Sardegna, fossilifero, dove avete
ve lo mostrerò, un ragno, che chiaramente il ragno non prende l'aereo, non nuota, e più era cieco questo povero ragno. Se c'è in America, c'è in Cecoslovacchia, c'è in Francia, c'è in Spagna, forse eravamo vicini di casa, insomma. Okay? Altri metodi un po' più sofisticati sono quelli che permettono di risalire al paleoclima. Il paleoclima, che era chiaramente qualche indicazione sia da parte degli organismi per come sono fatti loro stessi. Cioè, è chiaro che io non vado a cercare una giraffa in Antartide, come non vado a cercare un orso bianco nel Congo. Okay? Quindi ci sono delle cose così evidenti, intuitive, che mi indicano, ecco, questi organismi vivevano in un certo tipo di clima. Naturalmente la tecnologia ci aiuta, parecchio anche, e per esempio per risalire alla temperatura delle acque oceaniche basta trovare di questi microorganismi che sono un decimo di millimetro, che nuotano, è pieno anche attualmente, di questi foraminiferi, si raccolgono i gusci dalla roccia, ovviamente, è un bel lavoro, e poi si fanno le analisi cosiddette geochimiche, ossia si calcolano gli isotopi dell'ossigeno, per esempio, no? Il delta O18, e queste non in un solo punto, chiaramente ormai si hanno banche dati gigantesche, sia sulle rocce sia sui sedimenti sciolti attuali, si permettono di ricostruire delle curve sull'andamento della temperatura degli oceani, non solo nello stesso punto, proprio per vedere quanto è variata la temperatura in quell'area lì in particolare. Poi per finire questo confronto e come strumenti utilizzabili, vediamo per esempio in questa immagine una colonnina stratigrafica cosiddetta, poi uno schema semplificato, qui sulla destra una successione che deriva dallo studio del sud-ovest della Sardegna, dove ci sono tutte le formazioni, ossia tutti i corpi rocciosi, uno sopra l'altro, dal più vecchio al più recente. Questo lavoro è stato eseguito già dagli albori della storia della geologia, ossia confrontare il bacino di Parigi col bacino di Londra. È ovvio che i grandi studiosi del passato hanno visto alcune cose, le conoscenze sono cresciute ovviamente, e nello schemino a fianco vedete che come la Sardegna, il sud-ovest della Sardegna è raffigurato in questa colonnina, per questo pezzettino, che poi lo rivedremo, formazione di Gonnesa, formazione di Campo Pisano, siamo nei dintorni di Iglesias ovviamente, che so, queste rocce qui in Celestino, GON 1, 2, 3, eccetera, qua sono le rocce che fanno, che so, a Portoflavia, pan di zucchero, che tutti avrete visto in qualche immagine pubblicitaria, fra l'altro. Ecco, quelle rocce trovano gli equivalenti come età, ma anche come composizione, in altri luoghi, ma i luoghi dove sono più simili fra di loro, guardate, sono i Monti Tauri in Turchia e poi la Montagne Noire in Francia, nel sud della Francia. Naturalmente ci sono anche in Cantabria, con qualche piccola variante, quindi più ci sono somiglianze, quindi il grado di somiglianza fettina di tempo dopo fettina di tempo, e si fanno le cosiddette correlazioni. Okay? Quindi grazie a questi strumenti noi possiamo raggiungere dei risultati sempre più accurati a partire dal singolo affioramento fino alla scala globale, in termini di età, quindi datare le rocce con i diversi metodi che si conoscono, proporre dei paleambienti e determinarne l'assetto paleogeografico. È da molto tempo che non entravo, faccio una piccola parentesi in questo bellissimo luogo. Avevamo avuto l'autorizzazione da parte della soprintendenza di studiare la natura delle colonne per una questione di salvaguardia delle stesse. E da geologi, insomma, un po' di rodaggio, dice, questa non viene dalla Sardegna, come pure quella non viene dalla Sardegna. E in particolare una grigina come questa, c'era l'equivalente, qualche frammento fuori, e sono state non solo datate, si sono scoperti dei foraminiferi, non c'è nessuna cava che in Sardegna con quelle rocce, e scartabellando la bibliografia, il lavoro che gli storici e gli archeologi fanno, era una semplicissima cava aperta al tempo dei Romani già in Algeria. Ecco, quindi, perché c'era un foraminifero plantonico, i foraminiferi plantonici sono comparsi nel Giurassico, quindi non poteva essere una roccia più antica ed era proprio quella, giusto per dire come funzionano questi sistemi, questi strumenti. Allora, tirate un bel respiro. Allora, questo è il terrore degli studenti, ossia imparare i nomi di tutte quelle fettine di tempo. Da questa parte abbiamo 4
4.600 milioni di anni, 4 miliardi e mezzo, praticamente la prima crosta solida della Terra. Non c'erano fossili come li conosciamo noi oggi, e infatti in genere non gli chiedo mai nulla, poverini. Nella parte alta c'è già qualcosa e compare la vita. Prima quei batteri famosi che abbiamo visto prima, né più né meno, identici, striscine, filamenti, eccetera. Però poi finalmente esplode la vita. Cambriano. Il Cambriano, badate, la datazione attuale del limite fra il precambriano e il Cambriano è a 541 milioni di anni. Sfortunatamente non abbiamo documenti che lo provano in Sardegna. Qualcuno ci ha tentato di attribuire al precambriano alcune rocce, però non c'è niente da fare. Sfortunatamente noi cominciamo ad avere testimonianze documentabili a partire da 520 milioni di anni circa, che non è male, con la comparsa delle arpeggiatine e dei trilobiti, che vedremo fra poco. Tutti questi nomi, come qualcuno riesce a leggere, sono un po' assurdi, tipo Sanbiano, Catiano, Capitanian, Ladinian. Ecco, sono nomi di località o magari di radice latina che si utilizzano per dare il nome a quel periodo, a quella fetta di tempo geologico. È il calendario del geologo praticamente. E questa, diciamo, è la prima parte, quindi spero dopo, magari se qualcuno vuole vuole approfondire, sarò qui a darvi eventualmente, se posso, delle informazioni. Iniziamo ora il nostro viaggio. Visto che la Sardegna ha così tante rocce e così tante peculiarità in tutto questo lungo arco di tempo, è chiaro che, a parte che ero molto stanco dalle attività recenti, poi la solita voglia di parlare di tutto e non si può, ho dovuto fare una scelta molto drastica, quindi una selezione dei momenti chiave che vorrei rappresentarvi. Quindi questo itinerario inizia proprio con le rocce più antiche. Scusate, vi ripropongo la solita colonnina che ho ottenuta proprio ancora in fase di pubblicazione per la nuova tavoletta Iglesias, e c'è uno straccio proprio della carta geologica, molto più dettagliato ovviamente di quella generale della Sardegna, dove ci sono tutte le formazioni, sono indicazioni su come sono messi questi corpi geologici, e cominciando dal più vecchio al più antico, dal più antico al più recente, noi abbiamo quindi Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, tutti i periodi. Addirittura nella parte alta, vedete, c'è una fettina un po' allargata perché non ci stava graficamente, e sono tutti gli espandimenti vulcanici terziari, l'isola di Sant'Antioco, gran parte del Sulcis e così via, con tutti i nomi delle diverse entità vulcaniche presenti nella zona. Come si presentano queste rocce del Cambriano? Farò due piccoli esempi. Il primo approccio è proprio quello sul terreno, ossia, voi vedete queste belle colline con vedete, questa è la collina stratigrafica molto semplificata, si chiama gruppo di Nebila, con due formazioni di Matoppa e formazione di Punta Manna, che sono due località, due colline e una valle, tra l'altro. In basso vedete dei corpi rocciosi, in basso a destra, di calcare, da lontano dice sì, è un calcare, però vedremo che cosa c'è dentro. Ci sono dei calcimicrobi, quindi dei batteri ancora, e degli arquiciati, sono delle piccole scogliere. Okay? In alto vedete sempre gli affioramenti relativi all'area di Gornese Iglesias, con dei banchi un po' più chiari. Questi sono tutti costituiti da questi corpi più o meno allungati, più o meno isolati gli uni dagli altri, intercalati, come vedete nella foto qui in basso, spero tanto mi vedete tutti, questi sono i corpi calcarei più in alto, nella collina che sta proprio dietro, e questi sono banchi di arenarie, grossi banchi, anche 5 metri di arenaria, belle, compatte. Lo studio di questi sedimenti ci informa, per esempio, sull'approfondimento o abbassamento del livello del mare. Gli organismi ci dicono: guarda che io vivevo in questo tipo di clima, guarda che mi sono conservato in questo modo, quindi non sono stato sciacquettato, non sono stato smembrato, disarticolato. Le indicazioni ci servono poi per tirare le fila. Proprio all'interno di questi corpi carbonatici, quindi calcarei, queste lenti cosiddette, noi troviamo organismi come questo piccolo mollusco, si chiama una piccola cozza, sono 3 mm, 4 mm, chiamato Stenotecoides. Poi quegli altri cerchietti, quelle specie di fatti fritti lì dentro, non sono altro che spugne. E come tutte le spugne,
mangiavano quello che potevano e poi evacuavano l'acqua. Tutto intorno però ci sono i batteri, ossia la biocostruzione è principalmente dovuta a batteri. In alto vedete proprio dei filamenti batterici provenienti da queste biocostruzioni. Questa girvanella problematica, la barretta sono 5 mm, 0,5 mm, scusate. Tutto intorno a questi corpi, e talvolta proprio in periferia, all'interno dei calcari, in periferia di queste piccole scogliere, ci vivevano altri personaggi, in particolare trilobiti, che sono i miei favorite, la mia passione praticamente. Qui ci sono tutti organismi provenienti sia da vicino alle biocostruzioni, ma anche fra una biocostruzione e l'altra, e poi quest'altra specie di margheritone, non è altro che una traccia fossile lasciata da una sorta di anemone di mare, praticamente, molle, che non è rimasto, ma è rimasta la sua traccia, di dove è vissuto per chissà quanti anni, e la sabbia l'ha ricoperto e è arrivato fino a noi. Non vi dico i nomi Dolerolenus Curtesori, Giordanella, Delgadella, Iglesiella, dedicata proprio a Iglesias, il fisico Rasetti la dedicò alla città di Iglesias, e questa è Bidicina Sardoa, il nome dice tutto. Nella ricostruzione ci sono proprio, con queste sigle ORBE, la provincia a Olenellidi, la provincia a Redlichidi, la provincia a Bigotinidi e la provincia a Eudicidi come Eubidicina. E vedete che non dappertutto ci sono tutti questi grandi gruppi, le grandi famiglie, le grandi stirpi. Soltanto in alcune aree, Siberia, Spagna meridionale, Marocco e il sud della Spagna, tutti e 4 i grandi gruppi sono rappresentati. In Sardegna ne abbiamo solo 3, ci mancano gli Olenellidi, quindi automaticamente noi rientriamo nella cosiddetta bioprovincia Redlichidi, che è presente fino alla Cina, l'Antartide e l'Australia. Okay? Ma eravamo vicini al confine delle zone di sovrapposizione. Tutti questi dati messi assieme permettono quindi di ricostruire non solo una geografia, diciamo, locale, a livello che del sud-ovest della Sardegna, dove si trova la terra emersa, e tutti gli altri depositi, che chiaramente lì non ho potuto raffigurare, che sono zone di bassa profondità, di più alta profondità e così via. E poi, come vedete, degli schemi che riassumono chi c'è, chi non c'è e dove, praticamente, e quindi permettono tutti questi dati di fare delle ricostruzioni che talvolta poi alcuni colleghi e collaboratori si divertono a trasformare in opere cosiddette di paleoarte, ossia ricostruzioni paleoambientali, come vedete, i trilobiti vivi praticamente vicino a queste archiuciatine. Okay? Sempre nel Cambriano, sembra uno scherzo, però sono passati magari 1 o 2 milioni di anni, è cambiato qualcosa, un mare meno profondo, trilobiti sempre presenti, la sezione, come vedete, quelle fettine di roccia, quegli strati che si tuffano in mare nella falesia del Canal Grande, sono come le pagine di un libro che uno sfoglia, diciamo, migliaio di anni dopo migliaio di anni, questi depositi ci raccontano l'evoluzione anche del paleoambiente, quindi sono presenti degli stromatoliti, quindi di queste costruzioni di tipo arcaico, diciamo, ma anche strutture sedimentari che ci ricordano, che so, il prosciugamento della superficie dell'acqua, dell'interfaccia acqua-sedimento-acqua, diciamo, quindi all'aria immersa, con degli strati talora ricchi di organismi, altri invece completamente sprovvisti. Nella immagine sottostante vedete proprio la famosa grotta di Canal Grande, e il banco che vedete qui all'estremità dell'immagine sono dei calcari olitici. Dice, ma cosa ci interesserà di questi calcari olitici? Sono talmente facili da riconoscere perché sono delle palline che si formano di calcare, anzi di aragonite all'inizio, che si formano per l'andirivieni provocato dalle onde in ambiente carbonatico, e la profondità media sono 2 metri, quindi abbiamo anche quanto era profondo il mare in quel punto, quindi fra parti che si asciugano, parti che invece proteggono una laguna, eccetera. Anche questo permette di arrivare proprio a proporre un ambiente di vita di questi organismi che da una parte avevano la terra emersa e di fronte avevano questa barriera olitica che riparava dal mare aperto praticamente. Facciamo un salto. Qui c'è un pezzettino del nostro calendario, quindi eravamo intorno ai 520 milioni di anni, adesso saltiamo a 453 milioni di anni.
Non è che non abbiamo dati, come vi ho detto prima, del Tremaduciano, del Floiano, perché non c'è tempo per parlarne. Per esempio, del Floiano ci sono bei giacimenti nel Sarrabus, dove è possibile per ricostruire i paleambienti, come pure nel Tremaduciano nell'Iglesiente. Passiamo a questo Cattiano, e poi ce n'è ancora ovviamente per gli altri periodi. Che tipo di rocce vedete? È la costa di Nebida, quella bella rossiccia prima di arrivare alla zona di Masua Nebida. Sono rocce fatte da ciottoli, da altri ciottoli. E da dove vengono questi ciottoli? Questo magari è un po' stiracchiato, però sono elementi che erano già formati, già litificati, emersi, erosi e ridepositati. Per non andare lontano, basta vedere i monti del Sulcis, di Capoterra, per esempio, o Guspini, alla base delle montagne, il raccordo con la pianura del Campidano, di cosa è fatta? Di accumuli di terra e ciottoli di dimensioni diverse, quindi sono dei grandi coni cosiddetti alluvionali. Gran parte di questi depositi erano proprio degli antichi coni alluvionali oppure delle piane alluvionali. Okay? E questo si desume proprio dalle strutture sedimentarie presenti e dal sedimento stesso. Per tanto tempo chiaramente queste formazioni, chiamate formazioni di Monte Argento, nota e stranota in letteratura come la Pudding ordoviciana, the best, sono dei depositi che sono formati proprio alla base di scarpate probabilmente dovute a faglie, che non sono altro che il risultato distensivo di una fase compressiva, ossia uno scontro fra placche, e guarda caso questa fase tettonica ha preso il nome proprio di fase sarda, cioè nel mondo intero tutti la conoscono come fase sarda, che è avvenuta in quel momento della storia geologica della Terra. Dal punto di vista degli ambienti, però, c'erano delle zone più basse dove bastava una semplice risalita del livello marino generale oppure una subsidenza dovuta alla tettonica di queste zone più verso il mare, prospicienti al mare aperto, e noi abbiamo la possibilità di avere una zona invasa dall'acqua. Guarda caso qualcuno ne ha approfittato. Questo organismo, che si è disfatto del suo carapace carbonatico perché non aveva competitors in quell'ambiente, c'era una pianta, c'era questa Taricoia rosensis e nient'altro praticamente. Quindi non c'era più bisogno di proteggersi e quindi l'evoluzione ha fatto sì che si liberasse di questo carapace. Gli unici altri resti sono nelle rocce ciottolose, probabilmente costiere, con una traccia di un trilobite, uno dei primi invasori, uno che voleva già provare l'ebbrezza di arrivare in terra emersa. All'epoca non c'erano ancora le piante nella terra emersa e tanto meno gli animali. E poi qualche organismo vermiforme, quelle tracce, questo Arthroficus arlani, sempre presente in questa puddinga, in questi microconglomerati, sabbioni, eccetera. Okay? Il clima però era cambiato. Se adesso io dovessi rintracciare la Sardegna nella cartina questa verde, che è una visione polare, ossia una cartina ottenuta guardando dal polo sud verso il nord, cioè verso la Terra, lì ci sono chiaramente delineati i profili delle diverse nazioni come li conosciamo ora, però non è detto che fra zone emerse e zone sommerse. Una cosa è certa, che all'epoca, questo è il Brasile, Argentina, eccetera, e questo è tutto il Nord Africa, qui c'è il Marocco, e tutti questi puntini bianchi sono la grande calotta e dei ghiacciai di zone in rilievo. E allora cosa succede? Che la Sardegna non doveva essere molto lontana, quindi qualcosa deve essere stata registrata dalle rocce. In effetti, qui per esempio in Marocco voi avete delle superfici, delle rocce già formate, striate dal passaggio dei ghiacciai, come vedete quando andate magari in vacanza nelle Dolomiti o nelle Alpi, ci sono proprio le strie lasciate dai ghiacciai. Non le abbiamo quelle. Perché? Perché eravamo sott'acqua. Okay? Cioè una volta finita questa storia della pudding, noi eravamo sott'acqua, però abbiamo tracce di questa glaciazione nei depositi di mare aperto. Perché se un iceberg mi trasporta un ciottolo e me lo porta chissà quanti chilometri dal punto di origine, mi casca magari in un posto molto a largo dove magari ci trovo soltanto argille. Io il ciottolo, siccome non vola il ciottolo, non ce l'ha portato un fiume, qualche altro modo di trasporto lo devo ipotizzare. E uno di questi è proprio essere traghettati dagli iceberg che si staccavano da questa calotta polare. La Sardegna, questa è la Spagna e questa è l'est, nord-est della Francia, era attaccata in queste porzioni qua. Okay?
Il paleoambiente è supposto, per questo intervallo, diciamo, dove c'è vissuto questo tricoia, all'interno di questi depositi conglomeratici è praticamente una zona costiera invasa da acque, protetta perché non c'è l'ingresso di altri organismi, probabilmente sia anche chiusa, e l'unico organismo che ci viveva era proprio questo artropode, che è stato, fra l'altro, fino a 2 anni fa, il genere noto solo in Sardegna, anzi solo a Flumini Maggiore, e l'anno scorso è stato trovato anche in Marocco, però associato a organismi marini. Non è la stessa specie, è più giovane e questo è più recente. Probabilmente è entrata, si è specializzata e ha vissuto in autarchia lei e il suo cibo, punto. Vedete le montagne che erano emerse, il ciotolame che arrivava e questi che abitavano in questo fondale di fanghiglia che regolarmente arrivava dallo scioglimento, eventualmente magari delle nevi. Adesso facciamo un salto enorme, arriviamo al Carbonifero. Questa è una ricostruzione, forse una delle tante, perché per il Carbonifero si conoscono tanti dati, poiché tutte le terre erano praticamente riunite in un unico megacontinente. Quando parliamo del Carbonifero, si chiama Carbonifero proprio perché sono abbondantissimi i resti di vegetali che hanno formato le miniere di carbone in Belgio, Francia, Germania, Stati Uniti. Ecco, sono accumuli di fogliame, né più né meno. Ne abbiamo anche noi, ma non a quel punto, cioè da essere così sfruttabili economicamente. È chiaro che per quanto vi ho detto prima, ossia che queste foreste tropicali sono cresciute in ambiente, quindi a cavallo dell'equatore, è ovvio che tutte queste terre si trovavano proprio allineate, sono gli Appalachi, questa è la Spagna, la Francia, l'Italia, quindi noi eravamo all'equatore. Quindi siamo passati dai tropici nel Cambriano al Polo Sud nell'Ordoviciano e siamo risaliti con questo viaggio lungo veramente, però siamo risaliti a livello dell'equatore. La flora aveva la sua distribuzione in quelle che vengono chiamati fitocori o comunque province floristiche e in Sardegna non abbiamo grandi giacimenti, però ce n'è uno che ha subito una cattiva sorte per adesso, fino adesso, è nei dintorni di Iglesias. Questa è la strada di circonvallazione, dietro c'è Campopisano e poi qui ancora verso la sinistra c'è proprio il centro abitato di Iglesias. Sapete benissimo che quell'area è stata interessata da lavori minerari, cantieri, inoltre bacini di deposito di reflui della flottazione e così via, e non hanno trovato niente di meglio che utilizzare questo materiale che era molto più conveniente da scavare rispetto ad altro per fare le dighe in terra, che chiaramente il palista che negli anni 70 80 faceva questo lavoro, ma Gianluigi, lì c'era proprio una foresta, avevi proprio ragione, proprio, mi immagino cosa tutto hanno distrutto ovviamente. Una delle poche sezioni che era ancora visibile qualche anno fa è questa, è una colonnina che riprende esattamente le litologie che sono presenti alla base delle brecce, poi una zona dove c'è del carbone, fra l'altro, con delle lenti di conglomerati, e poi del sabbioni dove ci sono piante, soprattutto nella parte centrale. Stiamo parlando, perché sono stati datati con più metodi, ho un piano che si chiama moscoviano, perché le zone più caratteristiche prese come riferimento sono nel bacino di Mosca. Okay? Siamo nel pensilvaniano, altra zona piena di carbone, quindi nel Carbonifero degli Stati Uniti. Età siamo intorno ai 310-315 milioni di anni. Ebbene, questo piccolo affioramento, perché ormai resta pochissimo come superficie esposta, ha fornito delle cose meravigliose fino adesso. In particolare tracce di tetrapodi, specie di anfibi, di vertebrati che camminavano in queste fanghiglie. Vedete qui le impronte delle zampette, mano e piede, pollini, spore, piante carbonificate ovviamente, e poi in tempi molto più recenti, le piante si conoscono già dall'inizio del secolo scorso, un'ala di blatta, che erano già esistenti all'epoca, qualcuno fa delle smorfie, quando noi saremo estinti le blatte ci saranno ancora come i topi, un ragno, quello che vi ho nominato prima, questo è il corpo, non ha occhi, e un po' di traccia delle zampe, e poi questo frammento, che non è molto grande, tutto sono 5 centimetri di lunghezza, che è appartenuto a un animaletto molto simpatico. Fortunatamente era erbivoro, detritivoro, perché poteva raggiungere i 2 metri di lunghezza. È praticamente l'artropode terrestre più grande che sia mai vissuto.
Beh, in Sardegna è l'unico posto in Italia dove questo è stato scoperto. Okay? Qui nel bacino di San Giorgio. Allora, visto l'interesse, alcuni, oltre al mio collega Daniel Zobori, che non vedo, ma forse è impegnato con la didattica oggi, è servito per fare alcune tesi. Per esempio, l'ultima, proprio 5 giorni fa praticamente, questo Mattia Iuri Messina, che è un bravo paleartista, sulla base di tutti i dati disponibili, per esempio qua in alto ci sono i buchi per il paleomagnetismo, cioè l'Università di Padova o di Pavia hanno fatto gli studi, i carotaggi per sapere come era messa questo pezzo di Sardegna rispetto al polo magnetico nel Carbonifero superiore. Questo studente, dicevo, vedete, utilizzando dati di numerosi lavori che abbiamo fatto in questi ultimi anni, ha proposto scenograficamente quello che doveva essere l'ambiente dove sono vissuti sia questi vegetali che questi animali. Eccolo qua. Il tetrapodo, la blatta, il ragno, la famosa artropleura e così via. Non abbiamo ancora trovato la mega libellula da 70 cm di apertura alare, però magari un giorno può saltare fuori. Qualcosa di molto simile è successo invece un po' più tardi. Siamo in un periodo chiamato Asseliano, 298, non è molto lontano, è il Carbonifero subito prima. Ci sono stati, dopo questa collisione che ha portato all'emersione, quindi siamo passati fino adesso a ambienti principalmente marini, adesso siamo in ambienti continentali, nel Permiano, il bacino di Permia, infatti sono nomi quasi tutti, non certo dell'Europa occidentale, resti di vegetali come questi che sono immersi in una specie di cenere vulcanica. Non è la cenere che li ha uccisi, però la cenere è talmente abbondante che ha ricoperto questi bacini lacustri di questo Psaronius, cioè un campo fra Gonnesa e Portoscuso, dove arando ogni tanto hanno i tronchi uno li trova nei muretti a secco, ovviamente, perché disturbano. Sempre nel Permiano, però alla fine del Permiano, quindi siamo passati dal 2,98 alla parte più alta, questa che è chiamata Lopingiano, siamo a 2,54, 2,59. Questo ha fatto scalpore perché si tratta di un rettile che gli americani conoscono bene, tutti gli altri che sono sempre vicini di casa, magari avevano, e noi in Sardegna, fino a poco tempo fa, niente. A Torre del Porticciolo hanno trovato questi resti che sono appartenuti a un bel rettilone, bello grande, vedete, sono 3-4 metri di lunghezza se togliamo la coda, con una testina piccola piccola, era un erbivoro. Okay? Infatti anche qui, dal punto di vista paleoartistico, qualcuno è riuscito a ipotizzare un po' l'ambiente in cui vivevano questi grossi rettili nel Permiano, Torre del Porticciolo e nei pressi di Alghero, Calaviola. Adesso andrò più veloce perché non vorrei, come si dice, tediarvi con tutte queste storie, perché poi se mi prende la mano non finisco più. Allora, ritornando alla cartina della Sardegna, noi abbiamo visto soltanto terreni, questi verdini, questi violetti qua, insomma il sulci di Gresiente, qualcosa adesso del Permiano lassù. Guardate, adesso passiamo al Mesozoico, quindi l'era dei dinosauri, che non abbiamo ancora trovato in Sardegna, stranamente, e vediamo che i terreni più conosciuti sono quelli del Giurassico, dei Tacchi, e poi tutto il contorno qui del Golfo di Rosei e la Nurra, più qualche altro piccolo affieramento nella zona di Sant'Antioco. Sant'Antioco è poi la costa prospiciente sulla terraferma, tra virgolette, dell'isola madre. Questo ugualmente sempre elaborato da Daniel, è una ricostruzione di quello che poteva essere l'ambiente deposizionale in questa formazione di Gennaselore. Sono quei conglomeratini, insomma, ciotolame, che si trova alla base dei tacchi, cioè nel senso, prima che arrivasse il mare, c'era un ambiente continentale, le argille che vengono sfruttate in alcune cave in Sardegna, fra l'altro in questa formazione, e si trovano tantissimi resti vegetali, però niente dinosauri. Eppure l'ambiente ideale per questi grosse star del Mesozoico, e invece non li abbiamo. Questa formazione risale al Battoniano Baiociano, Bath, la località inglese che qualcuno conoscerà per questioni romaniche. Ok, il Cretaceo ugualmente, adesso non mi soffermo più di tanto, affiora soprattutto in Nurra e un po' nella zona di Orosei, vedete qui la Foredada con Capocaccia. Proprio a Capocaccia, quando ho scattato quella foto che è composta, cioè illustra dei bivalvi, che però non sono cozza e basta. Cioè, questi bivalvi erano un po' come dei coriti gelato, vivevano un po' piantate come carte o quasi
nel substrato, più avevano un coperchio e l'applichiudi per difendersi. Ecco, queste sono ancora in posizione di vita, tipiche di ambienti di scogliera di questi mari caldi del Cretacico. Se io voglio trovare l'equivalente, basta andare in tutte le zone così di scogliera, tipo in alcune zone della Puglia, ma soprattutto in Francia, dove si trovano abbondanti resti di questi cosiddetti rudiste. Basta parcheggiare al parcheggio della Scala Cabirol, si sposta il cassonetto dell'immondizia e magari dietro uno si scopre che ci sono queste bellezze chiaramente non protette. Passiamo al terziario, velocemente. Questo bellissimo carapace di tartaruga restaurato, trovato in una cava a Flumentepido, in una formazione che invece è formata da ciottoli principalmente, argille, sabbie, pochissima fauna, proprio resti di alghe in qualche bacinetto palustre, lacustre, ma grossi resti in letteratura non sono noti. Fortunatamente qualcuno ha trovato questa tartaruga, è stata restaurata e poi dopo anni, facendo un po' di pulizie come al solito dipartimento, buttata sotto un armadio, ce n'era un'altra trovata a Murrecci, nei pressi di Gonnesa. Guarda caso questa tartaruga, che non esiste più in Europa come genere, come famiglia proprio, è presente ancora in Madagascar, quindi abbiamo un equivalente attuale. Infatti in questo caso vedete questa Eriminochelis madagascariensis, quindi è molto più facile, dice, se ha le stesse abitudini di vita, e infatti era una tartaruga fluviale che però osava anche andare in mare, entrare magari in un'altra foce, e per questo noi la ritroviamo, guarda caso, in diverse regioni, non solo in Sardegna, ma anche in Francia, nel sud della Francia e in Spagna. Ma perché? Perché eravamo ancora attaccati. Questo è un pezzettino della Calabria, arco calabro-peloritano, questa è la Sardegna e la Corsica, noi eravamo ancora attaccati. L'Italia aveva da nascere, almeno gli Appennini, quindi siamo noi che abbiamo spinto e finalmente abbiamo fatto sorgere la penisola italiana. Ok? Quindi, ti fa ridere, ci sono anche altri organismi rappresentati proprio che sono in comune, per esempio questo l'Offidontide, tapiro praticamente, sono stati trovati dei resti a Terrascollo, nella miniera di carbone, nelle cave nei dintorni tra Bacquabis e Gonnesa. Ecco, tutti questi organismi ci dimostrano che c'era una connessione fra queste terre. È chiaro che la geografia non era quella. In verde vedete le aree emerse, poi i mari epicontinentali bassi, poi i mari più profondi. È soltanto grazie a questi tratti che riusciamo a riconoscere più o meno la posizione dei diversi pezzi di queste terre. Eriminochelis. Qui sta per arrivare un dramma che forse che piace molto a uno dei colleghi che ho visto laggiù, ossia la Sardegna si stacca dal margine europeo assieme alla Corsica, spingendosi anche in avanti la Calabria e così via. Questo viaggio, che non sembra granché, però geologicamente parlando è stato super rapido, ha fatto in modo che la Sardegna si trovi attualmente in pieno centro del Mediterraneo occidentale. E chiaramente questo viaggio, trattandosi di lacerazione di crosta terrestre, non avviene senza dolore. E infatti, gran parte, vedete, avevo illustrato alcune eruzioni vulcaniche, voi immaginate adesso qui Carloforte, Calasette, eccetera, tutti quegli espandimenti della trachite degli autori, insomma, Carbonia ne sa qualcosa, che è costruita quasi totalmente con queste rocce, sono tutti prodotti vulcanici, ossia questo spostamento ha determinato quindi la fuoriuscita di masse ingentissime di magmi a più riprese. Non solo nel sud-ovest della Sardegna, ma anche in altre aree della Sardegna, solo che da alcune parti il mare poi ha invaso rapidamente queste aree e quindi noi abbiamo successioni marine, ne vedremo qualcuna, e invece nel successo gradiente durante il Miocene non abbiamo non abbiamo testimonianze di invasione marina, quindi ha continuato a eruttare questa roba durante l'Oligocene superiore, ma soprattutto nel Miocene. Vado rapido. Uno di questi luoghi, sempre nel Miocene, dopo queste fasi tettoniche, si può studiare facilmente in Anglona. Ci sono sia le vulcaniti, come nel sud della Sardegna, magari con chimismi diversi, ma queste sono altre questioni troppo complesse. E c'è una formazione chiamata lacustre, gli autori antichi lo chiamavano lacustre, perché era pieno di resti di vegetali, ma per accumularsi normalmente c'è bisogno di un bacino, giustamente lacustre. E infatti ci sono. Per esempio, se voi andate a Perfugas, Martis, Laerro,
se qualcuno c'è già stato. Fortunatamente c'è il cartello Foresta Fossile di Carrocana, una delle poche indicazioni per indicare un geosito. All'interno di queste formazioni noi troviamo tanti resti silicizzati, cioè fusti di alberi pietrificati. I più noti sono quelli di Zuri, praticamente fra Ghilarza e i paesi dintorni, nei giardini pieni di questi tronchi, nessuno li, anzi addirittura dove c'è quella Domus de Janas, Bulzi, addirittura c'è l'aiuola con tutti questi tronchi con la Madonnina sopra, cioè li hanno utilizzati come elementi decorativi praticamente. Nella zona di Perfugas Martis c'è questa foresta praticamente, però oltre ad essere stata invasa da ceneri vulcaniche e ceneri lapilli alla pompeiana, diciamo praticamente, ci sono anche resti di vertebrati. Quindi c'è tutta una fauna che accompagna queste piante e soprattutto queste piante non solo sono talvolta avvolte da questi ceneri lapilli, ma talvolta vengono anche sommerse da ambienti lacustri. Non so se avete mai visto quei laghi ostili che ci sono nelle zone vulcaniche, per esempio nella zona del Rift africano attuale, questi laghi verdastri che uno ci mette la mano e toglie fuori le ossa perché sono talmente corrosive. E chiaramente gli unici organismi che possono vivere in questi ambienti sono i primi colonizzatori, i batteri. Infatti, qua dentro, per esempio, voi vedete ciò che resta come impronta di un albero, di un fusto di palma, perché ce ne sono tantissime palme, però tutto intorno c'è questa specie di colonna che hanno quasi delle dimensioni delle colonne dei templi egiziani, erano sommersi e i batteri crescevano. Questo è un acquarello che ho fatto tanti anni fa, nella ricostruzione di questo ambiente. Alcuni addirittura bastava un terremoto per gravità cascavano e i batteri continuavano imperterriti a crescere, fino a quando poi invece le condizioni non sono migliorate, quindi sono comparsi ostacoli, altri microrganismi e finalmente poi invece l'invasione marina vera e propria. Andrò veloce. Tra l'altro questi batteri, vedete qui una sezione, talvolta ci sono delle canne all'interno, proprio cannetti completamente invasi, sono tutte incrostazioni batteriche. C'è un progetto che attualmente è in corso, è da molto che non li sento, con i colleghi francesi di Parigi, soprattutto quelli del Museo di Storia Naturale, con questo progetto Formica, Forêt, Microbialite, Carrucana e Martis, e questo Stromatolite delle Sardegne. Perché, guarda caso, nell'ambito del Mediterraneo non solo abbiamo questi fossili, ma abbiamo anche gli equivalenti attuali. Per esempio, qui si chiama Mariermi, ecco, esattamente le stesse formazioni. E sono esattamente gli stessi ambienti già da precambriano, immutati. Veloci, questo è uno dei mammiferi trovati giustamente nell'area di Laerru, proprio all'uscita del paese. Vedete la roccia, sono ceneri lapilli, piccoli frammenti. Questo è un antenato, parente, cugino laterale delle giraffe. Okay? E questi sono ancora di affinità europea. Mentre invece in quest'altra immagine siamo nel Messiniano, questi sono del Burdigaliano, intorno ai 18 milioni di anni, sì, perché non vi ho detto che queste rocce erano estremamente ben datate con metodi radiometrici. Quindi in questa invece vediamo alcuni primati che scorrazzavano nell'area di Porto Torres, dove c'è la centrale elettrica di Fiume Santo. Ecco. Però questa volta questi organismi non hanno più affinità europea, ispanico-francese, ma affinità toscana, perché eravamo in connessione ormai dopo il viaggio con la Toscana. E fra l'altro anche la Toscana, isolata fra l'altro dal resto, ha costituito assieme alla Sardegna la provincia cosiddetta proprio tosco-sarda. Cagliari sono una pursuit, perché veramente sto quasi per finire il tempo che mi è stato dato a disposizione. Coccodrilli, squali tartarughe, un progetto che ormai ho impegnato da diversi anni con il professor Noi, con tanti colleghi, riguarda proprio ciò che non ti aspetti a Cagliari, ossia faune di coccodrilli, squali, tartarughe, balenottere a San Michele e così via. Forse qualcuno ne avrà già sentito parlare. Quindi quando si facevano degli scavi per le cave, tipo a Tuvigeddo, tipo la zona di Piazza d'Armi, ecco, il coccodrillo è stato scoperto a metà dell'Ottocento, grazie al fatto che questi qua con l'esplosivo hanno fatto saltare tutte queste ossa che andavano per aria. Chiaramente chiamarono Gennari, insomma i soliti responsabili scientifici del museo, dell'orto botanico, eccetera. Dice, è importante il famoso coccodrillo Tomistoma calaitanus, ma anche dei simili dugonghi, dei sirenidi,
che chiaramente devono essere un cibo molto apprezzato sia dal coccodrillo, ma anche dai numerosissimi squali che erano presenti proprio qui a scorrazzare praticamente. Vedete qui gli affioramenti dove sono stati trovati proprio nelle colline di Cagliari i diversi tipi di fossili, in periodo fra l'altro al passaggio tortoniano-messiniano, che è quassù, intorno ai 7 milioni di anni. Okay? E deve essere successo qualcosa, perché come mai siano concentrati tutti in quel preciso momento è il passaggio fra le rocce che costituiscono questa qui, la Pietracantone, e quella un po' più compatta, il tramezzario di Cagliari. Ecco, quindi deve essere successo qualcosa che ha interessato un po' tutta l'area e magari loro sono, non dico vittime dirette, ma insomma qualche legame ci deve essere. Il coccodrillo è lassù. Finiamo con questa bella immagine, questa l'avete già vista prima per farvi notare come queste strutture sono anche presenti attualmente, sono anche fossili, quindi ci riportano a ricostruire l'ambiente e guarda caso le abitudini non sono cambiate dei cervidi, come attualmente chi va a Montevecchio va di notte a vedere i cervi che sono vicino alle dune, passeggiano in spiaggia, si fanno anche il bagno fra l'altro, alcuni. Ecco, a seconda del grado di umectazione della sabbia e soprattutto se queste impronte sono ricoperte rapidamente, rischiano di arrivare fino a noi. E infatti, questo, non so se siete andati a Porto Paglia, vicino alla casettina del Rais, o chiesetta anche, che è in acqua, ecco, ci sono questi strati che ormai si stanno degradando, perché chiaramente io non li posso prendere perché la soprintendenza non mi autorizza magari, e neanche altre leggi, ma queste finiranno nell'oblio, ok? Sono delle impronte di un cervo estinto chiamato Premegacero scazioti, sempre da Daniel Zobori che disegna, eccolo lassù, e lui che cura la pagina Animali e piante fossili della Sardegna, che sta avendo un successo enorme proprio perché incuriosisce un po' tutti. Sempre Daniel riesce, grazie alle impronte lasciate dal mammut nano, quelle del cervo, guarda caso le unghiate e la zampa del canide Cinotherium estinto, ecco, riesce a un po', proprio confrontando ambienti attuali, che non sono molto diversi da quelli che regnavano nel Pleistocene, riproporre ricostruzioni di questo genere. Questi sono i calchi delle zampe del mammut nano trovato a Gonnesa, a Fontana Morimenta, e questo è l'affieramento proprio di Fontana Morimenta. Sono delle sorte di dune, di retrocollina, rispetto a queste altre invece che abbiamo visto prima, che erano proprio depositi di spiaggia, dove questi animali lasciavano le loro impronte. Il Quaternario è molto più vicino a noi, ovviamente è più facile studiare queste cose anche nel Pleistocene. C'è stato giustamente ci sono state grandissime variazioni climatiche durante il Pleistocene, è proprio l'era delle glaciazioni iperrapide, iperravvicinate, glaciazioni e deglaciazioni, con momenti di climi più caldi e momenti di climi più freddi. Tutto questo ha portato, per esempio, all'ingresso, per esempio, dentro il Mediterraneo, di faune calde provenienti da Senegal, tipo gli Strombus, che poi quelli che conosciamo meglio sono questi Strombus, Persististrombus bubulus, Patella ferruginea, Conus testudinarius, che fanno parte del Tirreniano, un piano che non è nella scaletta perché non è stato, diciamo, approvato, ratificato, perché non ha i requisiti per essere ratificato, però per i geologi è molto importante perché è un livello molto importante che ci segna 125.000 anni fa, periodo caldo, il mare più alto di almeno 6 metri, segnalato lungo tutta la costa sarda, se vogliamo, con questa fauna cosiddetta senegalese, fauna calda. Chiaramente, oltre ai periodi caldi, ci sono i periodi freddi, che però anche loro hanno il loro interesse perché permettono giustamente a questi animali di migrare. Infatti il ponte, che qualcuno dice che forse qualche giorno è stato anche percorribile senza bagnarsi i piedi, è chiaro che gli animali ci passavano, cioè il mammut, prima che diventasse nano, era un mammut, tra virgolette, normale, cioè un mammut di 2,5 metri, cioè l'antenato del nostro piccolo mammut che era basso quanto me praticamente, è arrivato sicuramente dal continente italiano, cioè dalla penisola. Tra l'altro anche a Bonifacio si passava senza barca, ovviamente. Quindi non ci sono problemi, come pure i Prolagos, ma quelli sono entrati molto prima. Quindi queste entrate e uscite sono all'ordine del giorno nel Pleistocene in Sardegna. Ultimamente stiamo preparando un lavoro, questo è l'ultimo, sì, preparando proprio un lavoro per mettere in relazione le comparse e scomparse con le comparse e scomparse dell'uomo. Cioè, qual è l'impatto che ha avuto l'uomo
nell'estinzione di alcune faune nelle isole mediterranee, quindi siamo messi d'accordo con questi delle Baleari, con altri colleghi, e vedere quanti, come scompaiono, perché scompaiono, e soprattutto se ci sono relazioni, per esempio, fra tasso di scomparsa e dimensione dell'isola. E infatti ci sono già delle correlazioni su questi aspetti. Come avete visto, la Terra è dinamica, si muove. Questa ricostruzione, forse noi non ci saremo più, non preoccupatevi. Questa è la cosiddetta Pangea Prossima. Già fra 50.000 anni non ci sarà più Mediterraneo, quindi almeno non avremo più il problema della continuità territoriale, cioè almeno per gli aerei. Però se noi andiamo ancora oltre, qui siamo, visto che abbiamo tanti dati, ormai con i computer si fanno modellizzazioni, simulazioni, eccetera, ecco, noi ci troveremo fra 250 milioni di anni con ancora un megacontinente, dalla vecchia Pangea, dal vecchio Gondwana, dalla vecchia Rodinia, quindi una storia che si ripete, questi cicli di assemblamento e distacco, con i famosi grandi cicli. E questo ciclo previsto fra 250 milioni di anni, vedete che, caspita, dov'è la Sardegna? Sparissia. E bisogna andare qua su, perché questi qua adesso, per dare, qui c'è scritto il Cairo, Mosca, Roma, Parigi, Londra. Porca miseria, bisogna andare qui. Ma questo è il Polo Nord. Va bene, io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore per questa bellissima conferenza che ci confronta con delle realtà così distanti, tanto da essere quasi inconcepibili per chi ha a che fare con delle distanze ma molto più ravvicinate nel tempo. Quindi veramente grazie e naturalmente se ci sono domande c'è un microfono a disposizione, chiarimenti, curiosità. Sì, ha detto che stranamente in Sardegna ancora non si sono trovati i dinosauri e ci vuole chiarire un pochettino questo punto. Che sì, perché ci sono... concluso. Vista la posizione nelle carte paleogeografiche che vi ho mostrato prima, eravamo in continuità territoriale con il nord della Spagna e con la Francia, cioè le stesse rocce che io trovo, che sono anche in Corsica, le trovo nel Golfo del Leone in Francia. I dinosauri passeggiavano parecchio, addirittura anche in specchi d'acqua bassi si vedono anche che alcuni nuotavano. Quindi non si capisce perché finora in Sardegna non siano stati ritrovati. Rettili marini, d'accordo, per esempio pochissimi denti isolati di rettili marini, quelli grossi, tipo affusolati tipo pesce praticamente, ma sono rettili, ma proprio dinosauri in senso stretto, neanche un pezzo, niente. Allora, dove bisognerebbe andare a cercare? Teoricamente è vietato scavare, lo sapete, altrimenti la soprintendenza vi impallina. Normalmente uno dovrebbe andare nei luoghi, giustamente grazie alle ricostruzioni paleogeografiche, alle litologie e agli ambienti, andare più mirati. Quelle poche escursioni che ho fatto proprio così, ci proviamo, che sono in Urra oppure nella zona di Laconi e altri luoghi così dove affiorano rocce del Mesozoico, nessuna traccia. Anche nell'Anaito, cioè bisogna trovare delle grandi superfici già per trovare le impronte e poi in alcuni punti magari delle ossa. Finora niente. E non c'è spiegazione. C'è anche poca gente che va a cercare, Cioè non è come i cinesi che dicono c'è questa collina con dei bellissimi affioramenti dove ci sono delle faune a corpo a molle preziose, comprano qualche sacco di riso, li mettono lì un mese e ti smontano la collina. Ecco, qui non c'è nessuno che fa questo tipo di azioni. C'è mancanza di persone dedicate a questo lavoro anche.
Bisogna contare soprattutto su un colpo di fortuna, come è successo a Trieste, insomma in Friuli, con i famosi dinosauri Antonio e gli altri dinosauri che sono saltati fuori così per puro caso praticamente. E sono diventati delle star, come pure Ciro, nei pressi di Salerno, Benevento. Sì, era una cava famosa per i pesci, già conosciuti dal fine dell'Ottocento, e poi si è trovato questo piccolo dinosauro, ma la cosa eccezionale lì è stato il fatto che aveva ancora gli intestini conservati con l'ultimo pasto praticamente di questo dinosaurino piccolino, insomma. Ma anche lì un colpo di fortuna, era un pezzo che stava andando perso praticamente. I paleossiti sono tutti individuati e sono tutti vincolati all'interno della legge. Non c'è nessuno, cioè mi sembra di capire anche il riferimento che tu fai alla soprintendenza, che è legittimo, che a volte, come dire, ci sono delle asperità, l'abbiamo visto anche nella conferenza, detto, scusami, sì, ci sono anche, abbiamo visto anche nella conferenza del professor Cucca, no? Alcune difficoltà, credo che probabilmente bisogna discussione, stasera la sovrintendente non c'è per altri impegni istituzionali, ma credo che forse bisogna aprire un fronte di discussione sulla ricerca scientifica, sul rapporto tra gli istituti di tutela e ricerche scientifiche sia sul piano del DNA attraverso le ossa, sia sul piano dei paleossiti, come abbiamo visto, ma molto velocemente, credo, perché il rischio è di una perdita di informazioni straordinaria, ma anche, insomma, la domanda che ti pongo, perché ne hai fatto parte, sei stato anche il responsabile, il parco geominerario che è collegato alle miniere, comunque una cosa, come dire, di sfruttamento, si è mai occupato poi di tematiche così rilevanti anche sul patrimonio che ritengo, come ci puoi insegnare tu, in Francia è meglio custodito e così in altre parti del mondo. Ho qui il microfonino. Devo prendere un grosso respiro. Allora, effettivamente tutto si basa sulle leggi dello Stato italiano, che almeno questa parte della tutela dei beni paleontologici è stato un errore iniziale di trascrizione, perché era paleoetnologici, cioè tutto quello che riguardava l'uomo, la creazione dell'uomo, delle attività umane, diciamo. E quindi tutti i beni paleontologici, tutti i fossili, teoricamente sono bene dello Stato, inalienabili, al pari di un bronzetto, di un'anfora, eccetera. Chiaramente la soprintendenza si è sempre fatta forza di questo potere acquisito per praticamente intralciare, perché normalmente chi fa ricerca, cioè, se io mi devo prendere 5 grammi di sedimento di questa roccia, che io devo per avere l'autorizzazione della soprintendenza, mi sembra ridicolo, quando poi invece chi ti costruisce una casa, chi ti fa una cava, ne macina tonnellate e non succede niente. Ecco. Però istituzionalmente bisogna rispettare le leggi, quindi si fa la domanda e uno ha l'autorizzazione di scavo. Siccome, spero che non ci sia nessun archeologo, ragionano da archeologi, ragionano da archeologi, allora documentare fotograficamente tutte le fasi di scavo, studiarli e poi portarli in soprintendenza. Ma se io ti porto tutti i fossili che ci sono in giro, ma esce un mucchio più alto della Torre San Pancrazio. E quindi normalmente tollerano il possesso dei fossili, soprattutto all'università. L'università non è che fa lucro o li vende al mercatino, come qualcuno che ho visto in Piazza del Carmine, che chiaramente gli ha detto guarda o li fai sparire o ti chiamo subito la finanza. Perché non si possono vendere, quello lo capisco, anche uno può essere geloso dei fossili, però se tu mi apri una cava con le arcociatine che abbiamo visto prima, che ci sono solo in Italia, tu mi apri una cava e le esporti le mattonelle in tutto il mondo, non succede niente. Il calcare di Orosei vado e prendo un pezzo per fare esercitazione, rischio di essere denunciato, però la cava, allora vado nel mucchio dei muratori che stanno buttando giù delle cose, oppure nella discarica e li prendo. Semplicemente. C'è una discussione aperta adesso con
con le soprintendenze. Fra l'altro dovrebbero essere previsti in organico anche dei geologi, dei paleontologi, per meglio dire, proprio perché se tu sei uno che deve tutelare il bene paleontologico e non c'è un paleontologo in tutta Italia, adesso hanno fatto un concorso per 6-8 posizioni in tutta Italia, è già un inizio, Altrimenti noi avevamo una regione fortunata perché c'erano 2 paleontologhe, ma che sono entrate come geometra alla soprintendenza di Nuoro. E loro, giustamente, per puro caso, hanno un po' portato avanti questa collaborazione con l'Università di Roma, con Cagliari, con altre università, e hanno messo proprio in valore che sono la Grotta Corbeddu, oltre agli archeologi, tutta la parte fauna della Grotta Corbeddu, come pure... certo. Per esempio hanno fatto un accordo con queste delle cave di Orosei, perché queste delle cave, scusate, è una cosa naturalissima, quando uno si fa la casa, se trova magari un po' di mosaico, fanno così le persone perché sanno benissimo cosa può succedere. Se invece c'è una collaborazione, come per esempio fra questi cavatori di Orosei e la soprintendenza, dice guardate c'è una cavità carsica piena di ossa, cosa fai? Tanto no, per noi non serve perché dobbiamo distruggerlo. Gli fai un cantierino, un po' di acqua e questi vanno lì, si attacciano e ti prendono tutte le ossa che vogliono, dalle scimmiette ai maiali del Pleistocene. E Nuoro adesso ha una bellissima collezione di materiali nel museo archeologico, c'è una sezione con tutti i resti recuperati in questa maniera. Quindi ci deve essere dialogo fra istituzioni, non fare delle barricate, non mettere filo spinato. Questo è un peccato. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, io vorrei spezzare una lancia proprio in favore del Parco Giminario, perché tu non puoi gestire un bene così immenso con 4 disgraziati che non sono stati assunti fino a quando il sottoscritto non ha fatto i concorsi. Quindi è inutile che tu nello statuto mi metti, si deve occupare di tutto ciò che è legato all'archeologia, legato all'attività mineraria e alla geologia, ai giacimenti minerari, ovviamente dell'archeologia mineraria. C'è lo statuto, leggitelo. Però mi devi anche slegare le mani e farmi agire. Se io devo proteggere dove abbiamo trovato il ragno, eccetera, c'è già una tesi, già da quando ero giovane, di mio studente, tutte le pubblicazioni, è proprietà dell'Igea. Quindi tu non ci puoi neanche entrare teoricamente. Meno male che almeno questo lo fanno, dice, scusa, ho preso palate e le ho buttate, se tu vai anche con gli studenti a fare l'escursione per mostrarli, allora ti faccio entrare, ci mancherebbe. Però anche se tu fai un progetto come pure di Fontana Morimento e poi le amministrazioni non ascoltano, io non ci posso fare nulla. E il parco nemmeno, praticamente. Perché l'unica cosa che può fare è eventualmente sul progetto finanziare il progetto. Quindi funzionare come bancomat come sempre hanno voluto. E taccio. Bene. No, non siate tristi però con questa cosa. Su che cosa si basa l'idea che torneremo alla Pangea? Perché si stanno riavvicinando. Sì. Beh, per esempio adesso il terremoto dell'altro giorno a Ottana, ce ne sono stati questi ultimi 10 anni 4 o 5. Voi direte, mezzo centimetro, che già è enorme. E lei aggiunga, invece di in 10 anni, in milioni di anni, sono distanze enormi, quindi anche noi che siamo zona asismica, fra virgolette, ogni tanto qualche bottarella della linea Anzio-Roma ci arriva, ok? E quindi la Calabria adesso si è un po' frenato, ma bene o male l'Africa, siccome è un po' più robustella, ci schiaccerà contro il resto dell'Europa, quindi saremo di nuovo tipo sandwich fra l'Europa occidentale e l'Africa, di nuovo schiacciati noi, ma tutti gli altri. Rivedere il Brasile che si rincontra con l'Africa, con il golfo dei negri deportati, ma non saremo lì. A meno che gli ominidi l'Homo sapiens non riesca a vivere al di fuori del globo terrestre e magari ritornare sotto forma magari di microchip inserito in chissà che cosa e rivedrà forse Pangea prossima. Perché magari l'avremmo già distrutta prima e tutti gli abitanti anche, no? Stiamo diventando bravi nel distruggere il pianeta, no? Altre curiosità? Altre domande? Sì. Buonasera, sono Giorgio Aresti. Sì. Sono di Iglesias e ho sentito che lei, parlando del bacino carbonifero, ha detto
dismesso per adesso. Perché ha detto per adesso? Bacino carbonifero? No. Sì, parlando del carbone che c'è nel sottosuolo iglesiente, mi sembra che lei abbia detto per adesso. No. No. No, proprio del giacimento del carbone è quello delle Ocene che è stato sfruttato ai periodi del ventennio, eccetera. No, di quello non ne ho proprio parlato. Mentre invece... Parlando di Campo Pisano... No, ma quella è di età carbone. Sì, ma quello non è un bacino dove c'è stato sfruttamento del carbone. Sì, infatti a Campo Pisano non c'è carbone. No, ma proprio il bacino dove sono stati trovati il ragno, le piante, eccetera, sono stati dei livelletti carboniosi con questi resti, ma a parte forse un mezzo centimetro in qualche posto dove ce ne sono tantissime di queste foglie appiccicate, non è un giacimento di carbone come lo intendiamo noi, anche se in alcuni casi, come nel Permiano di Seulo, ci sono stati degli sfruttamenti, ma quasi familiari, perché voglio vedere lavorando in 20 centimetri i bambini ci entravano a grattare carbone, poverini, come pure a Carbonia, nonostante fosse uno dei giacimenti importanti, anzi forse il più importante d'Italia dal punto di vista del carbone, vorrei vedere passare negli strati di 50 centimetri, ci mandavano i più cattivi, quelli che erano più rivoluzionari, a quattro zampe, tu vi trovavate l'emiliano oppure il confinato di quelli che alti 1,80 m, lì il più cattivo sei, più in fondo vai. Ecco, grazie. Grazie comunque per l'ultima slide che nonostante la Sardegna sparisca, ci permette di programmare tranquillamente le nostre ferie. Sì, non si preoccupi. Soprattutto non avremo bisogno del piumino e di tutte le coperte. Bene. Se non ci sono altre domande, ci salutiamo e ci diamo appuntamento per giovedì prossimo con una lezione magistrale del professor Paulis. Grazie a voi.